TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Questa mattina, giovedì 23 ottobre, è deceduto il 39enne di Caerano San Marco, colpito al volto lo scorso 11 ottobre in una rissa alla festa di Santa Libera in via Chiesa di Sernaglia della Battaglia. L'uomo era già stato dichiarato in morte cerebrale e questa mattina i familiari hanno autorizzato il termine del supporto vitale, in conseguenza del quale il giovane è stato dichiarato morto. A sferrargli il pugno sarebbe stato un 62enne di Pederobba. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando per omicidio preterintenzionale. Ancora cronaca. Nella serata di ieri, 22 ottobre, i carabinieri di Zero Branco hanno arrestato un 22enne di Preganziola e un 20enne di Mogliano Veneto, entrambi già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili in concorso di rapina aggravata ai danni di un 27enne residente a Zero Branco, nonché per uno di essi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I fatti si sono verificati intorno alle 22:20 all'interno del parco pubblico Baden-Powell di Zero Branco, dove i due giovani, unitamente ad altri soggetti in corso di identificazione, avvicinavano la vittima intimandole con minacce di consegnare il portafoglio. Al suo rifiuto l'uomo veniva aggredito e percosso, mentre uno degli arrestati si impossessava con la forza del portafoglio. Ulteriori dettagli della vicenda nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. 240 controlli fatti finora e, in un caso su 5, i funghi raccolti sono risultati non commestibili o tossici. Questo è il bilancio della prima fase di controlli micologici effettuati da inizio stagione dagli esperti dell'ULS 2 su funghi raccolti da privati nei 3 distretti. Un dato, quello relativo agli esiti dei controlli effettuati, che conferma l'importanza sia di avventurarsi nella raccolta funghi solo se in possesso di adeguate competenze e comunque, onde evitare possibili rischi, sempre meglio far controllare dagli esperti quanto raccolto. E proprio per dare una risposta su tutto il territorio alle esigenze della popolazione, il Dipartimento di Prevenzione ha calendarizzato una serie di incontri aggiuntivi con la popolazione per favorire la sensibilizzazione in ambito micologico. Tutte le informazioni a riguardo le potete trovare nel nostro sito notizieplus.it. Voltiamo pagina. Al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di riconfigurazione del parapetto in legno e le operazioni di prova in carico della passerella di collegamento con la penisola del Paradiso, sarà necessario limitare temporaneamente il transito sul percorso ciclopedonale di Viale Fratelli Cairoli a Treviso. In particolare, nei giorni 24 e 28 ottobre e dal 29 al 31 ottobre, il tratto compreso tra Varco Manzoni e Varco Filippini, lato penisola del Paradiso, potrà essere interdetto al passaggio pedonale e ciclabile. Il transito di pedoni e biciclette sarà comunque sempre garantito sul lato opposto della ciclabile, così da assicurare la continuità dei collegamenti lungo l'asse viario. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.